Un saluto molto cordiale innanzitutto agli amici, Dario Bonda, Leo Padrin, a tutti gli amici veneti con cui spesso ci troviamo a riflettere su questa fase molto complessa della nostra Italia, una fase complessa dell'Europa. Siamo in un momento in cui certamente vi è una crisi internazionale che è caratterizzata da azioni della speculazione internazionale, da una immoralità diffusa, di comportamenti di attori finanziari che vogliono colpire anche il nostro Paese, ma non soltanto evidentemente il nostro Paese, e certamente questo ci chiama ad una forte reazione anzitutto morale sulla base dei nostri valori, dei valori fondanti dei moderati italiani, dalla grande tradizione di Alcide De Gasperi in poi, una tradizione che si fonda su alcuni principi molto chiari, principi che caratterizzano la società italiana. Anzitutto il ruolo essenziale della persona umana, della persona, dei suoi diritti, dei suoi principi assoluti, delle sue grandi libertà. E poi certamente valori dei moderati che si imperniano sulla funzione dei giovani. I giovani sono il motore della società e a loro dobbiamo offrire quelle prospettive di sviluppo, di guardare al domani per far sì che non sia questa la generazione dei giovani che si trova a vivere peggio di come hanno vissuto i loro genitori o magari i loro nonni. Quindi un grande riequilibrio tra le generazioni per garantire che non vi sia quella odiosa competizione tra i padri e i figli per chi si assicurerà le migliori prospettive di un futuro. E poi certamente dobbiamo guardare a dei valori essenziali come le grandi libertà che caratterizzano l'identità dell'Europa. Bisogna dirlo ancora una volta, un'identità che si basa su quei valori cristiani che hanno fatto grande l'Europa e poi l'Italia, e su quei principi assoluti che noi siamo obbligati anche nella politica internazionale a far rispettare in giro per il mondo, a partire ad esempio dai diritti delle minoranze religiose, in particolare le minoranze cristiane, che sono in alcune regioni del mondo oggetto di una vera e propria persecuzione. E anche su questo i nostri principi ci aiutano a mantenere molto chiara una posizione. E poi è evidente che lo sviluppo economico e la crescita del Paese debbono continuare a puntare su quel grande motore italiano che i veneti conoscono bene, il motore delle piccole e medie imprese. Piccole e medie imprese che producono ricchezza, che si basano magari su delle economie familiari, ma che oggi vanno aiutate a crescere, vanno aiutate ad ingrandirsi, a produrre ancor meglio e di più e magari a fare quel salto che molte delle imprese venete hanno già compiuto, un salto della internazionalizzazione dove noi con il Ministero degli Esteri vogliamo fare sempre di più per metterci al servizio con la rete delle ambasciate italiane di questa grande sfida che è l'export, che è l'internazionalizzazione, che è il penetrare mercati internazionali che sono ovviamente di giorno in giorno più aggressivi. Abbiamo una sfida in casa nostra, che è quella di contrastare una burocrazia che è ancora pesante, soffocante, che produce troppi ostacoli, che rende la vita difficile alle imprese, soprattutto le piccole imprese, le medie imprese, e spesso questa burocrazia è accompagnata da un allarmismo fiscale in cui i controlli sono visti in modo totalmente invasivo, in cui una piccola azienda si blocca per 2 settimane perché c'è una visita
ispettiva della Guardia di Finanza. Ecco, rivedere questo sistema corrisponde ancora una volta a quel principio di rispetto verso chi legittimamente fa impresa e quindi ovviamente crea ricchezza. Abbiamo certamente come principio chiave quello che la nostra Italia è un'Italia a cui voler bene, un'Italia da amare. Io credo che le iniziative importanti in questo momento difficile di tanti italiani, noti e meno noti, che hanno detto rispondiamo all'attacco speculativo, compriamo i titoli di Stato, sia un bel segnale che dobbiamo sottolineare, che dobbiamo fortemente apprezzare, un segnale di fiducia per la nostra Italia, un'Italia che evidentemente è e sarà quell'Italia una e indivisibile, come il nostro Presidente della Repubblica sempre ci richiama a sottolineare, ma un'Italia gelosa delle sue tradizioni, gelosa del suo territorio, come lo siete voi veneti, gelosa di un territorio che comprende le tradizioni culturali, che comprende il vostro dialetto, che comprende certamente le bellezze naturali uniche che io personalmente amo moltissimo nella vostra regione, e quindi le diversità italiane sono un arricchimento, ma il principio della unità e della indissolubilità. Ecco, in conclusione, questi sono i punti su cui credo i moderati italiani si possano e si debbano sempre ritrovare. Un'Italia di cui essere orgogliosi, un'Italia da difendere e una caratteristica che voi veneti avete, caro Dario, carissimo Leo, un'Italia in cui i veneti sono laboriosi, silenziosi, hanno nell'educazione, nella famiglia un perno della società e hanno insegnato in tanti paesi del mondo in cui visito che quelle tradizioni che loro hanno portato come italiani all'estero sono ancora tradizioni importanti anche in quei paesi, grandi paesi, dagli Stati Uniti d'America all'Argentina, all'Australia, dove la tradizione di laboriosità dei moderati italiani, dei veneti, è stata un punto di riferimento ed è ancora un punto di riferimento. Questi sono i valori e i principi di un popolarismo europeo a cui noi ci riferiamo e continueremo a riferirci, e questo è il messaggio che credo ai giovani debba essere dato in un mondo e in una realtà politica in cui prevale il tifo da stadio rispetto alla seria riflessione politica su come far crescere l'Italia. Vi ringrazio tutti quanti.